Io sinceramente non voglio neanche entrare nel discorso di creare danno a queste istituzioni, perché ci hanno sempre dato una mano e perciò non voglio assolutamente discriminare e discriminarle, e perciò finché non è chiusa sta caccia alle streghe preferisco chiudere la mostra. La decisione è stata presa nel giro di poche ore e forse era inevitabile dopo la censura di regione e provincia, enti che sulla carta patrocinavano l'appuntamento. È stata chiusa quindi nel tempo di un amen la mostra allestita in piazza Pio X dall'associazione Il Doge e dedicata alla storia dei Veneti e di Treviso. Gli organizzatori infatti non chiedevano il Green Pass e lo avevano anche messo nero su bianco in alcuni avvisi. Una scelta fatta, rivendica lo stesso Bughetto, per non discriminare nessuno. Peccato sia contraria alle disposizioni del governo che per l'accesso ai luoghi della cultura obbliga alla certificazione verde. Noi abbiamo sempre avuto le persone che entravano dentro contingentate, quindi più di tot non potevano entrare. Non abbiamo mai avuto questo problema, le dico, su una settimana 7, 8, 10 persone, quindi non è che facciamo grandi numeri. Poi io non posso essere negazionista perché l'ho preso il Covid, quindi di sicuro non posso dirle che non esiste e sto molto attento a stare proprio distante e sanificato. L'associazione spiega anche di aver ottenuto il patrocinio di provincia e regione in primavera, quando ancora non c'era l'obbligo di Green Pass, ma da Palazzo Balbi la presa di distanze è nettissima. Perché non è possibile pensare che qualcuno dica che per la propria manifestazione il Green Pass non si chiede semplicemente perché l'hanno deciso loro, perché sono contrari. Non può avvenire questo, soprattutto quando, ripeto, deve avvenire sempre, ma soprattutto una volta in più quando c'è il patrocinio di una istituzione pubblica.